In quei momenti gli attimi sembrano eterni e l'eternità sembra un attimo. Lei ha tirato fuori me e le 2 persone che stavo prendendo, ma Eros di Vito ha tirato fuori praticamente quasi tutta quanta quella zattera con tutte quelle persone sopra, ha tirato come un traghetto praticamente. Pericolo scampato domenica sul litorale laziale. A Sperlonga 3 cani bagnini sono riusciti a trarre in salvo 8 bambini e 6 adulti travolti dalle onde, dimostrandosi ancora una volta i migliori amici degli uomini. Io sono arrivato su queste persone e le ho prima rassicurate, gli ho dato questo salvagente, dopodiché è arrivato lei e si sono attaccate a lei, me le ha portate praticamente dove io andavo a recuperare una persona, lei mi portava le altre. Dal nulla, infatti, questo lettino si è ritrovato oltre questa linea delle onde con una risacca che non lo faceva ritornare. Io personalmente sono partito già in mare perché ero andato ad allontanare delle persone dagli scogli e sono partito diritto verso il lettino. Abbiamo dato un grande supporto ai cani bagnini e appunto ci siamo poi portati noi delle persone a nuoto perché erano parecchie. Un'avventura a lieto fine quella di domenica. Esattamente. Lei si trovava qui? Sì, è successo proprio qui davanti, sì. I cani sono stati veramente molto bravi, hanno riaccompagnato piano piano il pattino verso la riva nonostante la corrente fosse molto forte, quindi se ci fosse un servizio così sarebbe sicuramente l'ideale. Lei si farebbe aiutare da un cane se fosse in difficoltà? No, ce n'ho 2 poi di cani, quindi perché no? Del resto, l'episodio di domenica non rappresenta un caso isolato. Durante la stagione si moltiplicano infatti i salvataggi in mare dei bagnini accompagnati dai loro assistenti speciali. Un minuto dopo, appena sono tornati i cani dell'episodio precedente, siamo dovuti ripartire insieme al collega del lido a fianco per andare a prendere 2 persone in evidente difficoltà. Ha avuto paura in quegli attimi per le persone in mare? Sapendo che c'erano i cani mi sono tranquillizzata perché è stato tutto velocissimo, io mi trovo in acqua e ho visto proprio la scena davanti a me, non me la scorderò mai perché tra l'altro ho anche io un golden, quindi so di che cosa sono capaci, l'istinto proprio che gli viene naturalmente. C'erano le onde grandissime, quindi il cane andava sotto l'acqua e nonostante andava sotto l'acqua non teneva la forza, cioè di portare 7 persone, adesso non mi ricordo, erano tanti sopra il materassino, e non aveva paura di niente, è stato veramente io mi sono commossa. Roberto Gasbarri,